Il libro dei Proverbi è uno dei testi sapienziali più interessanti dell'Antico Testamento. È una antologia, come dice il titolo, di proverbi, ma non tanto frutto della sapienza popolare, quanto piuttosto della elaborazione di maestri che nella scuola dell'antico Israele hanno formulato questi elementari principi che aiutano a scegliere, a decidere, a impostare correttamente la propria vita. La storia del libro dei Proverbi è molto lunga, nel senso che la sua composizione è durata parecchi secoli, quasi i 5 secoli della storia del regno dell'antico Israele, per poi arrivare alla redazione finale dopo l'esilio. Quando Israele ritornò dall'esilio e si ristabilì nella terra che il Signore aveva dato ai padri, ormai era ridotto a un piccolo gruppo e la scuola degli scribi devoti del post-esilio operò una raccolta dell'antico materiale. Raccolsero le tradizioni della legge nel Pentateuco, le tradizioni narrative nei libri storici, le tradizioni dei profeti nelle grandi raccolte profetiche e raccolsero anche l'insegnamento dei sapienti nel libro dei Proverbi. In questo ambiente degli scribi post-esilici ci fu un uomo, un abile letterato, redattore, che premise alla antologia degli antichi proverbi alcuni capitoli di introduzione. Sono i capitoli 1-9 del libro dei Proverbi. Una specie di esortazione al figlio, ovvero al discepolo, perché ascolti quello che il padre, cioè il maestro, sta insegnando. È una esortazione ad accogliere la sapienza. Questo saggio autore adoperò una immagine che doveva essere interessante per il suo uditorio, dal momento che si rivolgeva a studenti fra i 15 e i 20 anni, tutti maschi, secondo lo schema scolastico del tempo, scelse di parlare della ricerca della sposa, invitando questi giovani studenti a fare bene le loro scelte, perché, dice il maestro, se uno trova la donna giusta, realizza la propria vita, ma se sbaglia, se la rovina. E giocando su questo doppio senso, l'autore parla della donna sbagliata, la precisa come la donna altrui, la donna adultera, la donna straniera. Figlio mio, guardatene bene. Un lettore superficiale potrebbe prendere questi testi come un semplice consiglio moralistico dato da uno un po' chiuso
nelle sue vedute, che ha paura delle donne straniere e consiglia al giovane discepolo di sposare una donna del proprio ambiente. Anche i nostri vecchi dicevano mogli e buoi dei paesi tuoi. Il livello dell'insegnamento biblico è molto più alto, quindi bisogna stare attenti a non appiattirlo con la nostra poca comprensione. Il testo del libro dei Proverbi intende dire dell'altro. La figura della moglie ideale rimanda all'idea della sapienza. Questa è la donna da prendere in sposa, con cui passare tutta la propria vita. Ma di chi sta parlando? L'autore non scopre mai le sue carte, cioè non spiega in modo didascalico che cosa intende, però lascia intuire al lettore intelligente che sta parlando della sapienza di Dio. Vorrei proporvi la lettura di un capitolo del libro dei Proverbi molto importante, che è il capitolo 8. Verso la fine di questa raccolta introduttiva a tutta l'antologia proverbiale. Nel capitolo 8 è la sapienza stessa che parla. L'autore, redattore finale dell'antologia, fa parlare la sapienza. Presenta un suo discorso in pubblico. Leggiamolo insieme. La sapienza forse non chiama? Inizia con una domanda retorica, intendendo certamente chiama. L'intelligenza fa udire la sua voce. In cima alle alture, lungo la via, nei crocicchi delle strade si apposta. Presso le porte, all'ingresso della città, sulle soglie degli usci, essa grida. Anzitutto viene descritto con molti particolari l'ambiente dove la sapienza parla. È un ambiente pubblico. Le piazze, lungo la via, l'ingresso della città. Sembra la descrizione di una città antica orientale, molto probabilmente è Gerusalemme. La Gerusalemme del IV-III secolo a.C., con la piazza principale proprio davanti alla porta che collega l'esterno con l'interno. È la piazza del mercato, è la piazza dove viene amministrata la giustizia, dove si incontrano abitualmente le persone. Ma è pensabile che una donna in quel contesto orientale parli in pubblico? Che attiri l'attenzione sulla piazza del mercato, gridando e chiamando dove c'è tanta gente? Non è un discorso realistico. Non è un quadretto di ambiente, è una provocazione letteraria. La sapienza è una figura femminile che attira l'attenzione chiamando i figli degli uomini. Ed ecco il discorso. A voi uomini io mi rivolgo, ai figli dell'uomo è diretta la mia voce. Imparate inesperti la prudenza, e voi stolti fatevi assennati. Ascoltate, perché dirò cose rilevanti. Dalle mie labbra usciranno sentenze giuste, perché la mia bocca proclama la verità e l'empietà è orrore per le mie labbra.
tutte le parole della mia bocca sono giuste, niente in esse è tortuoso o perverso. Sono tutte chiare per chi le comprende e rette per chi possiede la scienza. Accettate la mia istruzione e non l'argento, la scienza piuttosto che l'oro fino, perché la sapienza vale più delle perle e quanto si può desiderare non l'eguaglia. La prima parte del discorso è una specie di elogio della merce. L'autore fa parlare la sapienza come una imbonitrice che sulla piazza del mercato attira i clienti. Roba bella, sta dicendo. Venite a me che ho una merce preziosa, più preziosa dell'oro e dell'argento. Chiama gli uomini i figli degli uomini. La sapienza si rivolge all'umanità con un linguaggio da mercato, proponendo una merce preziosa. Ma che cos'ha da offrire? La seconda parte del discorso è incentrata su se stessa. La prima parte cominciava con «A voi io mi rivolgo», i destinatari. La seconda parte inizia «Io, la sapienza», e quindi è incentrata su colei che parla. Dopo aver detto che ha una bella merce, dice chi è lei. «Io sono la sapienza. Abito con la prudenza e possiedo scienza e riflessione. A me appartengono consiglio e successo. Mia è l'intelligenza, mia è la potenza». Questa non è una donna normale, non è una donna comune. Dice di avere tutte queste doti particolari. Possiede la prudenza, la scienza, la riflessione, il consiglio, il successo, l'intelligenza, la fortezza. Se andiamo a guardare in altri testi, troviamo che queste sono le caratteristiche di Dio stesso. Ad esempio, nel libro di Isaia, al capitolo 11, si parla dello Spirito del Signore che si posa sul virgulto della radice di Jesse ed è spirito di sapienza e di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di scienza, di pietà. Sono più o meno questi termini, alcuni sono identici. Nel libro di Giobbe, al capitolo 12, il Signore dice che appartengono a Lui proprio queste qualità. Chi è dunque la sapienza che si presenta con le stesse doti di Dio, dello Spirito di Dio? È un personaggio interessante, è una figura teologica molto importante. Domandiamoci, chi è questa sapienza? A chi sta pensando l'autore per presentare una figura femminile, una personificazione che ha le stesse doti di Dio? E continua in questa direzione. Per mezzo mio regnano i re. È una signora importante, è colei che dà ai re la possibilità di regnare. I principi promulgano giusti decreti attraverso di me. Per mezzo mio i capi comandano e i grandi governano con giustizia. Lei è superiore a tutti i re e a tutti i comandanti. È lei che permette una buona gestione della società. Se comandano bene è perché dipendono dalla sapienza. Continua. Io amo coloro che mi amano
è una espressione molto interessante, originale nella Bibbia. Io amo coloro che mi amano. È una formula sacra della religione egiziana. Si sono trovati negli scavi archeologici molti amuleti, offerte votive fatte dai devoti alle varie divinità dell'antico Egitto, con questa formula, in cui si dice il nome di una divinità che ama coloro che lo amano. È una formula di reciprocità. C'è una conoscenza internazionale in questo autore, che sta adoperando diversi elementi per connotare una figura simbolica originale. La Sapienza sta parlando come una divinità egiziana. Ma chi è questa signora Sapienza che si permette di parlare come una dea? Io amo coloro che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Ricchezza e onore sono con me, sicuro benessere e giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro, il mio prodotto è migliore dell'argento. Sulla via della giustizia io cammino e per i sentieri dell'equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro tesori. Così finisce la seconda strofa, in cui ci ha lasciato intuire qualcosa, ma non ci ha ancora detto veramente chi è. Ha presentato se stessa e le sue qualità. Il vertice del discorso sta nella terza parte, che comincia al versetto 22 con la parola il Signore, Adonai, nome proprio di Dio, è il tetragramma sacro impronunciabile, è il nome proprio del Signore nell'Antico Testamento. Aveva iniziato parlando di voi destinatari, poi si è concentrata su di sé e le proprie qualità, adesso arriva a Lui. Il Signore mi ha creato, inizio, principio della sua attività. Non mi piace la traduzione creato, perché non adopera l'originale ebraico il verbo della creazione. Adopera un verbo mercantile, quindi letteralmente dovremmo tradurre comprato. Ma lo sappiamo bene, nel linguaggio familiare il verbo comprare si adopera anche per i figli. Si dice comprare un figlio, nel senso di fondare una vita. Non c'è un'idea mercantile, ma è una espressione comune e antica per indicare il concepimento. Il Signore mi ha concepito principio, reshit, arché della sua via. La sapienza si presenta come il principio. Il Signore mi ha concepito come principio della sua strada, cioè della sua attività, della sua operazione, non al principio. Io, dice la sapienza, sono il principio e sono stata concepita da Adonai in persona. Che la strada sia questa, interpretativa, lo capisco dal seguito, perché poi la sapienza descrive le varie tappe della propria crescita. Prima di ogni sua opera, all'origine, dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Notate questi tre verbi? Segnano una crescita.
concepita, formata, generata. Allude alla fase naturale della gestazione. Prima il concepimento, poi la formazione nel seno materno, fino al momento della uscita, della generazione. Poi inizia la crescita. La signora Sapienza si sta presentando come la figlia di Dio. Si sta presentando come una bambina che è stata generata prima di prima del mondo. Lei è il principio. Quando non c'era niente, lei è stata generata. E l'autore insiste su questo aspetto. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo. Questo è uno splendido quadro di creazione. Quando parliamo della creazione nella Bibbia, non possiamo accontentarci di Genesi 1 o 2. Abbiamo altre pagine molto importanti sulla creazione. Proverbi 8 è un testo cardine biblico sulla creazione, testo poetico che passa in rassegna il creato e lo descrive con gli occhi della sapienza che c'era prima. Prima di tutte le cose è stata generata la sapienza, la quale, continua, era presente mentre il Signore creava il mondo. Quando Egli, il Signore, fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, non si capisce con questa traduzione, è la cupola di cristallo che il Signore ha posto per tenere separate le acque di sopra dalle acque di sotto. Quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Altro particolare importante, il Signore all'inizio ha fissato un confine al mare, perché il mare è nell'immaginario simbolico dell'antico Oriente il simbolo del male, del caos, del disordine, della potenza caotica che tende a inglobare il mondo. Il Signore ha separato e ha posto un limite, impedendo alle forze del caos di riprendere il sopravvento nel mondo. Quando il Signore poneva le fondamenta della terra, dice la sapienza, io ero con lui come... E in ebraico si adopera una parolina strana, difficile da tradurre. La nostra traduzione italiana dice artefice, ma non mi sembra che funzioni nel contesto. Un'altra possibile traduzione che preferisco è quella di bambina, perché non si è descritta come un architetto, un capomastro, non dice io ho fatto il progetto, dice io c'ero, io sono stata generata dal Signore, sono cresciuta con Lui, quando Lui faceva io ero presente, come una bambina. E difatti, continua, ero la sua delizia ogni giorno, giocavo davanti a Lui. Ma un architetto gioca davanti al padrone? No, non è il compito. E qui invece si adopera proprio il verbo giocare, danzare, ballare. Io ero la sua delizia, giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre. Qui il traduttore si è lasciato prendere la mano. Un antico non avrebbe mai detto il globo terrestre. È il traduttore che ha in testa che il mondo sia sferico.
Difatti l'antico dice tavola, è la tavola del mondo. È come una tavola da cucina, immaginate la scena di una bambina che sul tavolo danza, gioca, fa le sue scenette ed è la gioia del suo papà che se la guarda entusiasta mentre sta facendo tutto il suo lavoro. L'architetto, il grande costruttore, è il padre. La Sapienza parla di sé alle origini come una bambina. Giocavo sulla tavola della terra ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Aveva iniziato dicendo: a voi figli dell'uomo mi rivolgo. E termina con la stessa parola, figli dell'uomo. Allora, adesso che sono cresciuta e sono grande, figli ascoltatemi, beati quelli che seguono le mie vie, ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela, beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Chi trova me, trova la vita e ottiene il favore del Signore, ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Quanti mi odiano amano la morte. Chi può dire una cosa del genere? Solo il Signore. E chi è questa sapienza? La rivelazione di Dio. È quello che noi chiameremo la parola di Dio, che si è presentata come figlia. È una immagine splendida della rivelazione di Dio, della parola che nella pienezza dei tempi si è fatta carne nell'uomo Gesù. E quando l'Evangelista Giovanni parla del Logos, intende proprio questa sapienza. È una splendida figura dell'Antico Testamento che annuncia la persona del Figlio. In Dio c'è paternità e figliolanza, ed è quella sapienza che ha creato il mondo e nella pienezza dei tempi si è fatta uomo in Gesù. In Lui noi ascoltiamo e accogliamo la sapienza. Quella è la donna da sposare. Chi trova quella donna realizza la propria vita.